Sento il cuore che batte forte, Va bene? in gola. E così vediamo un attimo. Pressione 120 su 80. Ok, La benissimo. frequenza cardiaca è 128 battiti al minuto e la frequenza respiratoria 27. È la somma degli ultimi giorni che abbia un globo vescicale e quindi quando abbiamo finito con gli esami procederei a inserire un catetere. Ok, Va bene? adesso faremo. Farà male? No, non farà male. Strumentazione tecnologica, innovazione, ricerca importanti per gli specializzandi e per chi percorre la formazione medica e sanitaria, ma non basta. Perfetto. La tecnologia è estremamente importante, la capacità organizzativa si aggiunge alla qualità che migliora le condizioni di eccellenza, ma ricordiamoci che tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse il capitale umano. Quindi noi dobbiamo concentrarci seriamente una volta per tutte in questo Paese per consentire ai nostri giovani professionisti di migliorarsi, di crescere, di acquisire le competenze per farli diventare degli ottimi professionisti e soprattutto dobbiamo stare attenti a non perderli, modificando le regole che inevitabilmente questo Paese ha e custodisce da troppi anni. Non è una semplificazione delle politiche retributive, che sicuramente sono una cosa importante, ma è anche garanzia di percorsi di carriera e oltre al percorso di carriera noi dobbiamo tenere conto che i nostri professionisti, in particolare quelli che lavorano nella sanità pubblica e su alcune specialità, rivendicano una vita e quindi anche questo diventa importante per consentire ai nostri professionisti di scegliere la sanità pubblica, di investire il loro talento e poi ovviamente di vedere che questo sforzo formativo che in questo Paese si continua a garantire non sia uno shopping di altri paesi che al mondo acquisiscono il talento e la qualità dei nostri giovani perché riescono a risolvere meglio di noi quelli che sono gli ingredienti fondamentali di un grande investimento sul capitale umano che questo Paese deve fare.